Guarda che bello. Che stupendo. Le montagne intendevo. Più alto. Grande Cir e piccolo Cir. Guarda che bei. Che cavoli. Sasse di guys, guarda che bella. L'applicazione. Io l'applicazione per fare queste cose. Andiamo. Piccolo Cir e grande Cir. Ciao a tutti! Ciao! Oggi ci troviamo sul Passo Gardena e stiamo andando a fare la ferrata del piccolo Cir e del grande Cir, che sarebbe questo il grande e qua ci sarà il piccolo da qualche parte. Le concateneremo assieme perché prima faremo quella del piccolo Cir, che è un po' più difficile, e poi quella del grande Cir. C'è anche Luca oggi, indubbiamente. Bello zaino Luca, belli occhiali. Su quel lato della montagna c'è la ferrata tridentina che porta al rifugio Pisciadù e in cima al Pisciadù. Sasso lungo, questo è il sasso lungo. Sasso lungo. Qua abbiamo un'altra indicazione per sempre la ferrata del piccolo Cir. Questo è l'attacco della ferrata del piccolo Cir. Pronti? Dai, quasi pronti. Tranne Dieghito sta combattendo. Ah, eccolo, top number one. Cioè, spettacolo comunque il paesaggio e gli elicotteri. Ma è subito all'inizio, questo passaggio top. Ciao, si lunga tra l'altro. È bellina. Come sia? Tutto bene? Posta? È facile. Poi sposta. Bella. Poi sposta, bella, molto bella. Qualche nuvola. Beh, bellina, cioè qualche passaggino qua. Carina. Cima. Quindi si prende la scala. Ottimo. Deve essere il paesaggio che fa sta. Come? Dai, cretino! Bella, bella. Ehi. E quindi? Fai il grado del tuo. Però come sei più fluido. Sì. Bella. E quanta pizza. Come va sta ferrata? Molto bene, a te come va? Benissimo direi. Sì. Primo feedback? Molto bella. 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 Sì. Roccia abbastanza Levigata. levigata, Lucida. perché è molto frequentata questa ferrata. Grande. Come aggredisce la roccia di Dieghito. Comunque siamo arrivati. Questa è la cima del piccolo Cir. Cir. Il piccolo circo. Ma c'è Mirko, con M? No. Sì, altrimenti qua ci seria circo. La cima del piccolo Cir. Vai Dieghito. Devo andare da qualche altra parte. Guardalo. Troppo pericoloso però. Perché non era la ferrata giusta quella. Grande Diego.
Vai. Che spettacolo però, eh. Bello, sì. Spettacolo. Peccato per un po' di nuvole. Diego! Ehi! Grande! Bellissima. Bella, bella. Adesso andiamo al grande Cir. In teoria dobbiamo scendere da questa e... vabbè, andare al grande Cir. Vediamo. Che barrette mangi già? Un berretto di Bud Spencer, le Bud Power. Ah! Quello è il grande Cir. Infatti. Guarda che roba. Bello. Grazie. Cima raggiunta, bellissimo. Boh, si scende. La discesa è per... Wow. Vai. Diego, adesso perché? Ciao. Adesso dobbiamo più o meno tornare all'attacco di questa ferrata per prendere la ferrata del grande Cir. Quindi dobbiamo praticamente scendere Frana. sassi. Paffi. Siamo quasi tornati all'attacco. Quello è. Prima siamo passati di qua. Siamo quasi scesi e Sì. siamo quasi tornati all'attacco della ferrata. Adesso prendiamo questo sentiero che ci porterà all'attacco del grande Cir. Questo è il grande Cir e qui abbiamo la croce, ma c'è abbastanza gente. Troppo. Vabbè, comunque dovrebbe essere più facile di quella che abbiamo appena fatto del piccolo Cir. Luca, ci siamo? Vabbè, dobbiamo seguire i pallini rossi. È l'attacco del grande Cir. Giro. Grande. Grande. La croce di vetta. Grande. Ormai manca poco. Da qua non si vede più la croce. Io ci siamo. Grandi. Si mangia. Si mangia. E secondo? Catro, il cisternetta che sei. Grande. Bella. Questa è la cima a Pisciadù. E andiamo per il rientro, ragazzuoli. Ragazzuoli. Cambio di Grande. maglia, mi dicono meglio il blu. Cosa c'entra ragazzuoli? Stop. Come stava? Sì. Aquila cazzo. È un indiano. Che possa essere un'aquila? No, è un falco. È grande. Questo è il piccolo Cir. E poi siamo andati al grande Cir. Pensai che fosse Mona. Beh, finito il giro, finito il giro. È stato dai, carino. La ferrata del piccolo Cir è stata più impegnativa rispetto a quella del grande Cir. In realtà quella del grande Cir, cioè, era una ferrata, c'era la ferrata? Dieghito? No, neanche messo giù i moschettoni. No, infatti non Tutto c'era. in libera. Sì, sì, sì. Quindi, la piccolo Cir è un po' più difficile, il grande Cir ci sta a farle Grande assieme. Cir, le pietre e i sassi un po' più scivolosi dovuto all'usura. No, ma ci sta a farle concatenate perché alla fine mi fanno un giretto da 3 ore. Sì, e dislivello 600-700 metri più o meno. E niente, carino, approvato. Beh, mi sembra una giusta conclusione. Polpette e panini con la porchetta.